La ripresa dei viaggi post-pandemia, l'aumento dei turisti, ma poi il caos all'aeroporto Marco Polo, con la mancanza di personale, lunghe code, scioperi e voli cancellati, che nelle ultime settimane hanno costretto i passeggeri a terra per ore. Le dichiarazioni del presidente di Save nei giorni scorsi, con la conferma dei disagi per tutta l'estate, non sono state di conforto e il risultato è stata la disdetta di vari voli. Nella settimana dall'11 al 17 luglio, tra arrivi e partenze, sono stati 1692, di cui il 2,7% cancellato, dato leggermente più alto rispetto alle medie precedenti, ma ad incidere significativamente questa volta è lo sciopero di domenica 17 luglio. Save evidenzia però in una nota un dato che inverte questa tendenza negativa. L'aeroporto ha ricevuto 1712 bagagli disguidati, ossia spediti in ritardo da altri scali o inviati erroneamente, ma ne ha riavviati alla giusta destinazione 2034. Insomma, nonostante le difficoltà, l'Italia sta comunque reagendo bene, sia a detta del presidente Marchi che dell'assessore regionale al turismo. Grazie ad accordi anche sindacali le nostre compagnie, il nostro sistema aeroportuale ha consentito di trattenere anche quel personale che ora diventa fondamentale nella fase di ripartenza, anche seppur insufficiente rispetto alle necessità, però vediamo che negli altri paesi, penso alla Spagna, alla Francia, alla stessa Germania o Inghilterra, la situazione è molto più grave che nel nostro paese. Nella nostra regione poi l'indotto turistico non sta risentendo troppo dei disagi aeroportuali. Noi abbiamo una grande fortuna, che gran parte dei nostri turisti sono turisti di lingua tedesca, quindi Germania, Austria e Svizzera, che utilizzano l'automobile o il camper come mezzo di trasporto privilegiato. Quindi sicuramente anche noi pagheremo un po' da questa situazione aeroportuale delle compagnie aereo, ma molto meno delle altre regioni. Sicuramente ci sarà qualche problema, qualche disservizio, però non vediamo disdette e non vediamo situazioni drammatiche per quanto riguarda il nostro turismo, soprattutto sulla costa, sul lago di Garda, sulla montagna. Ecco, le città d'arte soffrono un po' di più perché quel turismo è un turismo che è molto internazionale, quindi proveniente addirittura da fuori Europa. Ecco che qui il peso dell'aereo, quindi aeroportuale, ha un'incidenza maggiore.